in 20 giorni sono cambiati di qualcosa come 11 consiglieri regionali. Penso che sia assolutamente paradossale. È esterrefatto Otello Bergamo, candidato per Forza Italia al Consiglio regionale, che si è visto prima essere tra i consiglieri eletti ed oggi di nuovo estromesso. Sono state fatte 3 interpretazioni della stessa legge regionale, da parte della prefettura, successivamente alla Corte d'Appello, e 5 giorni dopo si è rivista andando a annullare quello che aveva fatto prima. Tra un'interpretazione e l'altra, Bergamo è stato chiamato a Palazzo Ferrofini per prendere possesso del kit del consigliere, dal telefonino al vademecum, pronto per essere operativo dal 22 giugno sugli scranni del Consiglio regionale. Mi hanno chiamato, andavano a ritirare giovedì mattina, sono andato, ci hanno fatto entrare in Consiglio regionale, in aula, e ci avevano già assegnato anche i posti a sedere con collegata anche la spiegazione di voto. Un sogno durato 4 giorni, poi il nuovo verbale della Corte d'Appello che gli notifica che c'era stato un errore di interpretazione e lui, come altri, erano fuori dal Consiglio. Otello Bergamo, come gli altri esclusi, sono pronti a dar battaglia. 3 ricorsi che Bergamo vuole presentare nelle sedi opportune, il primo relativamente al quorum sulle preferenze di lista di Venezia. Il secondo, sotto il punto di vista dell'interpretazione, seconda interpretazione che la Corte d'Appello ha dato, non andando a farci fare le controdeduzioni, e quindi questo stiamo verificando con i legali, e il terzo più in generale sull'interpretazione vera e propria della legge. Otello Bergamo va oltre la sua nomina e punta il dito verso la stessa legge elettorale. Una legge che sia interpretabile, una legge elettorale non può essere interpretabile, la legge elettorale deve avere dati certi. Ad oggi noi, se qualcuno chiede chi è il primo dei non eletti, penso che difficilmente qualcuno sia in grado di dirlo.